I treni devono collegare la gente, portare cultura, essere simbolo della libertà. Mai più treni piombati, carichi di famiglie senza nulla, che si guardano attorno smarriti, cercando di capire come e dove potranno ricominciare il loro futuro. I treni devono permettere a tutti di viaggiare, di scegliere dove andare. E così, nel giorno del ricordo, che grazie a una legge del 2004, ogni 10 febbraio, ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano e dalmata, fa tappa alla stazione di Padova il treno del ricordo, 4 vagoni che ospitano una mostra multimediale e l'esposizione di ciò che avevano con sé istriani, fiumani e dalmati durante la fuga verso l'Italia del secondo dopoguerra. Significa anche colmare taluni buchi neri della storiografia e significa anche rendere omaggio e quindi dignità a fatti e personaggi, a vittime. Ci sono nomi che ricordiamo, ma c'è una moltitudine di sconosciuti, e non solo nell'eccidio delle foibe ma anche nell'esodo, moltitudini senza nome che noi abbiamo il dovere di ricordare e la cui memoria dobbiamo difendere. Sul treno che ripercorre idealmente il viaggio degli esuli, l'esodo, il viaggio del dolore e i ricordi di una vita. Dopo Trieste e Padova farà tappa a Bologna, Roma, Napoli, Lecce e Sassari. Gli esuli finalmente non saranno dimenticati. La famiglia di Italia Giacca, che fa parte dell'associazione Venezia Giulia Dalmazia, è originaria di Stridone, paesino al centro dell'Istria. Felice dell'iniziativa, lamenta solo un neo nella comunicazione. La nostra tragedia, sappiamo, si compone di 3 momenti: le foibe prima, quell'orrore, poi quella tragedia dell'esodo e poi 50 anni di silenzio. Negli interventi odierni è stata proprio una mancanza nei nostri confronti, perché nessuno ci ha menzionati, diciamo, con il dovuto rispetto. Nelle foibe persero la vita centinaia di migliaia di persone. Gli italiani e i familiari di chi visse questo dramma oggi si sentono meno soli.